prepariamo insieme il casatiello napoletano, il re della tavola di Pasqua, ormai protagonista non solo sulle tavole napoletane e campane, ma un po' di tutta Italia. Vediamo insieme come preparare la versione semplice e veloce con lievito di birra, con l'impasto morbido, ricco pieno di salumi e soprattutto con una sfogliatura perfetta che farà invidia alle migliori rosticcerie. Nella ciotola delle planetarie ho già messo la farina, potete lavorare come sempre a mano o farvi aiutare con una planetaria. Potete utilizzare una farina zero o un mix di farina col Manitoba. Aggiungo un cucchiaino di malto d'orzo, se non l'avete non è un problema, potete utilizzare lo zucchero oppure il miele. Mescolo un po' gli ingredienti secchi, prendo una piccola parte della quantità totale di acqua e vado a sciogliervi il lievito di birra. Se utilizzate il lievito di birra secco potete aggiungerlo direttamente alle polveri. Mescolo e lo faccio sciogliere. Ricordate che come sempre la quantità di lievito determinerà i tempi di lievitazione, oltre chiaramente alla temperatura ambiente. Quindi se volete far lievitare il casatiello più a lungo potete pensare anche di prepararlo il giorno prima ed infornarlo il giorno successivo. Non dovete fare altro che diminuire la quantità di lievito. Ovviamente ricordatevi di utilizzare una farina forte, ricca di proteine affinché l'impasto non collassi in lievitazione, ma appunto la farina abbia il quantitativo giusto di proteine per nutrire il lievito anche per più ore di lievitazione. In ogni caso considerate che con tutti gli ingredienti che vi do io, che sono contenuti nella lista alla fine del video o nell'info box al di sotto del video stesso, con questa quantità di lievito l'impasto dovrà lievitare 3 ore circa ad una temperatura ambiente media. Se volete una lievitazione più lunga vi basterà diminuire il lievito. Dimezzando il lievito raddoppiate i tempi di lievitazione. Aggiungo quindi alla farina l'acqua nella quale ho sciolto il lievito. Avvio la lavorazione e pian piano aggiungo a filo la restante acqua. Ricordate sempre che il quantitativo complessivo di acqua, nel mio caso vi ho indicato un 330-350 ml, dipende tanto dalla specifica tipologia di farina che state utilizzando. Non tutte le farine assorbono proprio allo stesso modo, però vi faccio vedere come deve essere l'impasto finale, quindi vi potrete regolare chiaramente di conseguenza anche voi. Se la farina che state utilizzando è ricca di proteine, potrebbe essere necessario aggiungere un pochino di acqua in più. Le farine più forti assorbono di più, le farine più deboli assorbono meno chiaramente. Quindi regolatevi sempre in base alla farina che state utilizzando. Per questo è importante prendere gli ingredienti della ricetta, ma controllare sempre a vista il vostro impasto. Come sempre durante la lavorazione, per lavorare uniformemente l'impasto è utile fermare la macchina, sganciare l'impasto, ribaltarlo e proseguire così la lavorazione. Aggiungo anche un cucchiaio d'olio extravergine di oliva. Non sto aggiungendo in questa fase lo strutto, il famoso e famigerato strutto, lo andrò ad aggiungere solo dopo la lievitazione. Questo mi serve sia per far crescere bene l'impasto, che senza una bella quantità di strutto, che comunque rende l'impasto abbastanza grasso, rallenta la lievitazione. Non solo, ma non mi creerebbe quell'effetto sfogliatura che io invece riuscirò ad ottenere aggiungendolo solo dopo. Ed ancora come ultimo ingrediente il sale. Ed ora che l'impasto è pronto, ungo leggermente una ciotola, vi trasferisco appunto l'impasto, lo ripiego un attimo su se stesso giusto per dargli una forma più regolare. Come avete visto in questa fase non ho aggiunto lo strutto, non ho aggiunto il pepe, non ho neanche aggiunto formaggi o salumi, ma andrà tutto dopo. Adesso copro con pellicola alimentare e lascio lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno nel mio caso un 3 ore circa ad una temperatura ambiente media, oppure nel forno spento con la luce accesa se la temperatura è un po' fresca. Ci vediamo dopo la lievitazione per completare il nostro casatiello. Ed eccolo qua, l'impasto del nostro casatiello napoletano è lievitato. Bellissimo! A questo punto possiamo aggiungere lo strutto. Cosa facciamo? Iniziamo a sgonfiare un attimo l'impasto. E la incorporiamo a mano. Questo è l'unico vero metodo per avere un casatiello super sfogliato. Ne uso un po' anche
anche per ungere lo stampo che mi servirà appunto per la cottura. Se non volete utilizzare lo strutto potete anche preparare il casatiello con l'olio di oliva. Nell'info box sotto al video vi lascio i link per preparare, volendo, anche il casatiello con olio di oliva, quindi senza strutto, anche se la tradizione vuole che si utilizzi lo strutto, ma anche il casatiello vegetariano, il casatiello dolce, il casatiello salsicce e friarielli, il casatiello con lievito madre, insomma ne trovate davvero per tanti gusti. Ne aggiungo ancora un po'. Procedo in questo modo. Lo metto quasi tutto, ne lascio da parte solo un pochino che mi servirà per ungere la superficie del casatiello. Benissimo, strutto incorporato, pepe macinato al momento. Siate generosi. Incorporo anche questo a mano. Ed ora copro con pellicola e lascio riposare 10 minuti. Trascorsi 10 minuti riprendo l'impasto, lo trasferisco sulla spianatoia e lo allargo. Sporco ancora con un po' di strutto la spianatoia così che non si appiccichi troppo perché comunque è un impasto molto morbido. Ed ora devo allargarlo. Se riuscite ad allargarlo a mano invece di stenderlo con il mattarello è meglio. Non fa niente se viene un po' irregolare, non è un problema. Ricordatevi di togliere via un pezzetto che vi servirà poi per fare gli incroci sulle uova. Da parte. E a questo punto farcitura. Inizio con i formaggi grattugiati, pecorino e parmigiano. Li devo distribuire su tutta la superficie. Ricordate che il fatto che l'impasto risulti così morbido e anche un po' irregolare non è assolutamente un problema. Anzi, questo è uno dei motivi che renderà poi il ripieno completamente avvolto all'interno dell'impasto stesso. Qui vedete una grande quantità di ingredienti, ma questo è uno di quei rustici veramente super ricco che poi si prepara proprio in occasione di Pasqua, quando di piatti ghiotti ce ne sono in abbondanza, capirete che va preparato proprio così. Ed ora salumi e formaggi, potete scegliere tra quelli che preferite. Ma la tradizione dei salumi vuole che ci sia almeno il salame, dei formaggi vuole che ci siano formaggi che possano un po' fondere all'interno dell'impasto, ma non esageratamente, non tanto quanto una mozzarella ad esempio. In genere si usano formaggi come Emmental, provolone, dolce o piccante a seconda del gusto che volete dare, il brigante, insomma questi formaggi qui. Io utilizzo Emmental a cubetti, che è un formaggio dal gusto un po' più dolce, no? Di quelli che piace un po' a tutti. Il casatiello napoletano viene solitamente preparato per Pasqua, sì, ma si può mangiare sia come antipasto di Pasqua e sia come rustico per Pasquetta, perché poi a Pasquetta si sa, si portano via in giro tutti gli avanzi di Pasqua, ma ci credo che ci sono gli avanzi a Pasqua con tutto quel che si prepara. Nella tradizione napoletana questo rustico viene preparato spesso non solo a Pasqua, anche in altri periodi, proprio in occasione dei picnic. L'altro formaggio che utilizzo è un provolone dolce, che sicuramente dà molto più sapore appunto come provolone rispetto a un Emmental, ma quello dolce io non preferisco quello piccante perché lo mangiano anche i bambini e i sapori troppo forti non piacciono, ma se voi volete dare un tocco in più, quello piccante ha il suo perché. Mi raccomando, farcitelo fino ai bordi per non avere nella chiusura della ciambella quella fastidiosa parte in cui i due lembi del cilindro si attaccano e sono in genere vuoti, non li vuole mai nessuno perché non c'è la farcitura. Se voi invece arrivate fino in fondo, la farcitura c'è ovunque. E poi salumi, immancabile, come vi dicevo, salame. Chiaramente potete anche decidere di farlo con qualche avanzo che avete in frigorifero. Accetta. Per migliorare la sapidità, giusto perché ne abbiamo poca. E prosciutto cotto. E adesso dobbiamo andare a chiuderlo. Cerchiamo di chiuderlo abbastanza stretto.
Vedete questo impasto come è morbido? È proprio questa la sua caratteristica. Alla fine tutto questo ci darà gusto e sfogliatura. Chiudiamo bene le estremità. Riprendiamo lo stampo a ciambella che abbiamo unto con lo strutto e lo sistemiamo al suo interno. Cerchiamo di tenere la chiusura verso il basso, non vi preoccupate se è un po' irregolare, poi noi le andiamo ad aggiustare. Ed ora che il nostro casatiello è nello stampo, le uova non le abbiamo dimenticate, le uova vanno inserite sulla superficie del casatiello, intrecciate con l'impasto che abbiamo messo da parte. Non vanno messe all'interno del casatiello, non vanno quindi rassodate e messe a pezzi all'interno della ciambella. Quello è il tortano napoletano, che non prevede le uova sulla superficie, bensì le uova vengono rassodate, tagliate a pezzettini e distribuite all'interno come farcitura. Le uova devono essere dispari. Le infiliamo ben benino all'interno del nostro casatiello. Sporchiamo anche il casatiello con il rimanente strutto che avevamo messo da parte. Ora riprendiamo il pezzetto di impasto che avevamo tenuto da parte, lo divido in tante parti quanto sono le uova che ho messo sulla superficie. Se avessi utilizzato 4-5 uova l'avrei diviso in 4-5 parti. Ovviamente in quel caso magari avrei dovuto tenere da parte un pochino in più. Ognuno di questo lo divido a sua volta in 2 parti, è molto morbido, vi ripeto, però è tutta bontà. Creo delle striscioline, basta allungarle così, in realtà proprio perché è morbido lo possiamo maneggiare, lavorare come preferiamo, e le vado a sistemare sulle uova. Devono essere delle croci, quindi devono essere perpendicolari tra di loro. Ecco qua, devo formare proprio delle croci. Che ho sistemato anche le mie striscioline sulle uova, posso andare a mettere il casatiello in lievitazione. Ultima lievitazione, deve ben gonfiarsi di volume, deve arrivare praticamente allo stampo, ci vorranno ancora un paio d'ore circa. Se volete diminuire i tempi di lievitazione dovete aumentare la quantità di lievito di piego utilizzato, mentre se volete allungare i tempi potete diminuire la quantità di lievito. E se volete infornare il casatiello domani, vi basterà coprirlo con la pellicola, chiuderlo anche in un sacchetto per alimenti, va benissimo, e conservarlo in frigorifero, quindi fargli fare una lievitazione molto lenta. Appunto grazie al frigorifero possiamo diminuire la velocità del nostro lievito allungandone i tempi di lievitazione. Noi ci vediamo a casatiello pronto per essere infornato. Eccolo qua, il nostro bel casatiello ha lievitato ed ora è pronto per andare in forno. Forno statico preriscaldato a 170-175 gradi per 50-60 minuti. Deve diventare ben dorato, quindi se negli ultimi minuti di cottura ci accorgiamo che è ancora un po' pallido, possiamo alzare tranquillamente la temperatura a 180 e proseguire così la cottura. Una volta pronto lo sforniamo e lo lasciamo raffreddare prima di gustare. Ed eccolo qui, il nostro super casatiello è pronto e può essere assaggiato. Voi non fate come me, mi raccomando, lasciatelo raffreddare bene. Io lo taglio già adesso. Ma guardate un po' qui di cosa stiamo parlando, buonissimo, superlativo. Io assaggio anche caldo. Mamma mia che buono! Ragazzi, questo è buonissimo caldo, freddo è ancora più buono, fidatevi! Tant'è che la tradizione vuole che il casatiello venga preparato il venerdì santo insieme alla pastiera per essere gustato solo la domenica, quindi qualche giorno di riposo gli farà anche bene. Ma io non resistevo. Che dite, vi è piaciuta questa ricetta? Provatelo e vedetelo così sfogliato, così buono che non si può resistere. Provate anche voi questa ricetta e fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciatemi un like ed un commento e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta. Nel frattempo non dimenticate di preparare il signor casatiello napoletano per questa Pasqua e anche le prossime a venire. Vi do appuntamento alla prossima ricetta da preparare insieme. Un saluto a tutti, buona Pasqua a tutti, ciao e buon casatiello a tutti!